Entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale e dei primi gol segnati dai rispettivi attaccanti, Padova e Cittadella si preparano alla quinta giornata di campionato. Una delle partite più attese di questo turno è senza dubbio il match Empoli-Padova, che mette una di fronte all'altra la capolista e l'attuale fanalino di coda della classifica. Si affrontano così la squadra più in forma del momento, con una che non ha ancora espresso sul campo le proprie potenzialità. Mister Marcolin ritrova in difesa Trevisan, che però nell'ultima settimana ha saltato qualche allenamento, e Modesto, pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra. In forse anche Osugi, mentre in attacco spazza nuovamente alla coppia Pasquato e Fexesin. Al tombolato invece il Cittadella attende la Juve Stabia dei tre ex Granata di Carmine, Ciancio e Martinelli. Di questi solo il primo sta giocando con una certa continuità e senza dubbio anche contro il Cittadella sarà titolare. Mister Foscarini non potrà utilizzare né il neotesserato Coralli, ancora indietro di preparazione, né gli infortunati Busellato, De Leidi e Lora. Probabile quindi il ritorno alla difesa 4 con Pecorini, Colì, Pellizer e Marino. Il centrocampo sarà formato da Di Roberto, Paolucci, La Camera e Alborno e sono confermati in attacco Dumitru e Perez. E sempre domani in Veneto si gioca il derby della prima divisione di Lega Pro. Alle ore 20:45 al Macchia di Portogruaro scendono in campo il Venezia e il Vicenza.